I comitati per il referendum sulla separazione amministrativa tra Venezia e Mestre hanno presentato ricorso contro la sentenza del TAR che aveva bloccato la consultazione prevista per lo scorso 30 settembre. A sostenere le loro ragioni al Consiglio di Stato sarà il costituzionalista Duccio Traina, pronto a contestare le motivazioni della sentenza del Tribunale amministrativo notificata in queste ore alla Regione Veneto. Non c'è nessuna lesione del principio di rappresentanza politica, in quanto già adesso Venezia, il Comune di Venezia, è meno di un quinto della popolazione di tutta l'area metropolitana, quindi non si vede quali siano le motivazioni per cui la divisione del Comune dovrebbe portare alla paralisi della città metropolitana. I separatisti si dicono ottimisti tanto sull'esito quanto sui tempi del ricorso. Speriamo ci sia anche un'anticipazione della discussione nel merito e arrivare al referendum entro settembre del prossimo anno, cioè prima delle prossime elezioni amministrative. Tra i promotori dell'azione legale anche il professor Stefano Zecchi. Prima ancora che delle ragioni dell'autonomia amministrativa, puntualizza, si tratta di salvaguardare un principio democratico. Un referendum per di più è consultivo, per cui davvero è fatto per sentire il polso delle persone. E negarlo attraverso cavilli giuridici secondo me è sbagliato. I cittadini, chiosa l'ex candidato sindaco Gianangelo Bellati, sono stati derubati di un loro diritto garantito dalla Costituzione. Io sento un po' di rabbia, se vogliamo, da parte di molte persone perché in fin dei conti anche alcuni che non volevano votare per questa creazione dei comuni dicono ma la libertà di voto, la possibilità di avere un referendum invece è una cosa molto importante.